Pasta e patata non mi faceva una volta. È troppo bello, come faceva mia mamma. Senza prova e senza niente. Favoriti come era consolato. Zia Teresa, buongiorno. Ehi, sabato, buongiorno. Come va stamattina? Stamattina, sabato, non mi dice niente. Voglio fare pasta e patata come faceva mamma. Sempre sti cose moderne. Voglio fare pasta e patata senza mettere la provola, senza mettere la La pancetta. pasta e patata senza Come provola. faceva mamma mia. La pasta e patata senza provola, zia Teresa? No. E poi non viene liquido. No, mica- non ti caricare, sapevo, ti faccio vedere come viene bella La faccio venire lo pasta e stesso patata. cremoso, azzeccoso. bene. Come si faceva una volta, adesso deve stare provola. Chi ne fai formaggio o pecorino? Ti faccio consolare. Tagliamo le patate a cubetti piccolini. Pezzorillo. Zia Teresa, ma quando l'avete tagliate? Sabato, a mamma sono. Ma a me fa il bello piatto a parole. Zia Teresa, io ho conosciuto a Paolo Antoni. Eh. Chi lo fa guerra che dice pasta e patata non ci va proprio lì. Non ci va proprio lì. Sabato, ma che ne mai c'è sto fatto? Ma quando mai? Mamma, te chiediamo se ne formaggio e ci consolavo. Coccodero per dente, sapete? E fudanelli, dai, ci preparato pure. Avete preparato già? Sì, signore. Questa è la cosa bella quando vengo da voi, mi te fate faccio riscoprire fare qualcosa lì. i sapori della tradizione. Sabato, ecco qua. Faccio tagliare e patata e faccio sciacquare, vedi? Quelle già erano in acqua da un bel po' di tempo, giusto? Sì. Pentola più grande, spostiamo qua. le patate. E mettiamo nella ventola. Adesso il patata nella ventola. Poi ci vuole solo latte. Però io, per mezzo come sto, io non mi potessi mangiare il latte e mettere il cotonello e il prosciutto. Le codiche del prosciutto. Perché così facevano una volta. Stessa cosa in pentola. Tutto insieme. Mia mamma così lo faceva, non so altra famiglia come lo faceva. Come faceva mia mamma così faceva. Lo state facendo come faceva vostra madre. Sì, ho metto sedano, Ma tutto così, stesso in pentola così. tutto Sedano e un po' di basilica. e un po' di basilico. Ecco qua. Mettiamo i pomodori freschi, Pomodori freschi sempre, in sempre. pentola. 2 o 3. Qua non ci sono scuse, penso che avevano fatto quanti, siete? Sì, ma poi faccio il sapore del nato sapore proprio in bocca, che sabato. O sapore tradizione. Poi mettiamo un po' di cipolla, poco perché mio nipote non le piace. Un po' di cipolla, ne mettete più poco perché non ci piace a vostro nipote. No. E quando cosa da pensare? Ok? Mettiamo un po' di cipolla Stessa così, e l'olio extravergine. Un po' abbondanza, o sono meno scipite. se non sapore niente, siete? Eh sì. Come faccio vedere che bella crema che bene. Se vado a cotonella a Ruam e poi ci buttiamo pure la pasta. Guarda che bella dura, guarda se vado. Bellissime, siete? In una pasta e patata la pasta miscata. Non come fanno a mettere i curallini, mettere i gnocchetti sardi, mettere qualsiasi pasta state menando. Invece la vera pasta e patata e la pasta La pasta mista. mista, eccola qua. Ecco qua. Ho sale. Sale nella pasta, Poi faccio dei belli piatti di pasta e patata. stanno squagliando e patate, siete? Ma questa è la vera pasta e patata come una volta. Non te che mozzarella e formaggio, poi ci metto un po' di pecorino. Vedi? Ecco qua, pecorino. Pecorino. Ecco qua. Cucinato, Ma come sta venendo bello, siete? poi faccio vedere. E potete crema, Bellissimo. guarda. Guardate che crema, Ah, senza sabato, guarda, prova, sabato. senza niente. Poi ti faccio ricreare sta innata. Pasta e patata non mi faceva una volta. È troppo bello, come faceva mia mamma. Senza prova e senza niente. Favoriti come era consolato.